dall'est Europa per produrre spumante e poi venduto come italiano, sequestrato dalla Guardia di Finanza, bottiglie per 800.000 euro. Tonnellate di rifiuti speciali scaricati a Castelfranco, i carabinieri del NOE denunciano 3 rom e 9 tra imprenditori e dipendenti che smaltivano illecitamente gli scarti. Nessun approfondimento ulteriore, la Pedemontana procede com'è, il governo esclude l'opera da quelle che devono essere sottoposte all'analisi costi-benefici, la soddisfazione di Zaia, opera trasparente. Fotografa i ladri che scavalcano la recinzione della sua abitazione a Treviso e chiama il 113, furto sventato dall'intraprendenza dei padroni di casa. A Montebelluna intanto raid dei ladri, rubati 13 computer dalla scuola. A Codognè il sindaco Roberto Vete contro Chiara Ferragni, l'acqua firmata a 8 euro, la festa di domenica il primo cittadino offrirà ai cittadini quella dell'acquedotto. A Castelfranco ultimo giorno di lavoro per un bar aperto 103 anni fa, il titolare va in pensione, una storia lunga 3 generazioni. Uno sport che in Veneto conta oltre 6.000 tesserati, la disciplina delle bocce che sabato vede i nastri di partenza del campionato di Serie A, molte importanti in realtà del nostro territorio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la cronaca dell'operazione della Guardia di Finanza che ha consentito di sequestrare moltissime bottiglie per 800.000 euro in una cantina trevigiana. C'era vino dall'est Europa che veniva usato per produrre spumante, poi commercializzato come italiano. Frizzanti bollicine commercializzate sugli scaffali dei supermercati come spumante trevigiano, che in realtà erano realizzate con vino prodotto in un paese extraeuropeo in barba alla normativa comunitaria. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato quasi 200.000 litri di spumante, oltre 100.000 bottiglie in una nota cantina della marca. 21 etichette risalenti a 17 lotti diversi, pronti per essere venduti alla grande distribuzione per un valore di circa 800.000 euro. La nostra analisi aveva evidenziato che esisteva in provincia di Treviso e quindi in un'area sottoposta alla nostra vigilanza una cantina importante, parliamo di una cantina con un volume d'affari di oltre 30 milioni di euro, che acquistava in maniera per noi anomala, trovandosi collocata in una zona con una produzione straordinaria di vino, andava ad approvvigionarsi di materia prima in un paese extracomunitario. Il vino, proveniente da un paese dell'est Europa, veniva poi sottoposto alla spumantizzazione e venduto come italiano. Oltre alle bottiglie sono stati sequestrati altri 110.000 litri di vino sfuso che era ancora in lavorazione nell'ambito della cosiddetta seconda fermentazione, con l'aggiunta appunto del vino extracomunitario. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno verificato che queste operazioni andavano avanti dal 2013, quando l'azienda aveva cambiato proprietà. Alla ditta, parte di un gruppo con sedi anche all'estero, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 240.000 euro. L'operazione consentiva alla cantina, oltre al risparmio sull'acquisto della materia prima, anche una maggiore appetibilità sul mercato del prodotto spacciato per trevigiano. Una cantina collocata in questo territorio che produce vino italiano veneto di Treviso ha un potenziale di penetrazione nei mercati sicuramente maggiore rispetto ad un competitor diverso di altre località e soprattutto di paesi non comunitari che non hanno la stessa tradizione vitivinicola nostra. Il Ministero delle Politiche Agricole ha disposto che i prodotti vinicoli sotto sequestro, non essendo commercializzabili, vengano inviati in distilleria per la produzione di aceto a fini industriali. Dall'operazione della finanza a quella del NOE, il nucleo operativo ecologico di Treviso, nel mirino rifiuti speciali illecitamente smaltiti, ci sono 12 persone denunciate. 16 enormi sacchi di rifiuti speciali da 200 kg ciascuno abbandonati nottetempo nel piazzale di una ditta di Castelfranco Veneto. Grazie all'analisi del contenuto e alle telecamere di videosorveglianza del comune, gli autori dello scarico abusivo sono stati rintracciati e con essi una serie di aziende che si serviva di 3 soggetti rom, una donna e 2 uomini appartenenti alla stessa famiglia, per disfarsi illecitamente di scarti per il cui smaltimento altrimenti avrebbero dovuto pagare. I carabinieri del NOE, il nucleo operativo ecologico di Treviso, in collaborazione con Polizia Locale e ARPAV, hanno denunciato oltre ai 3 rom altre 9 persone
tra titolari, soci e dipendenti di 6 ditte con sedi nelle province di Treviso, Padova e Venezia, tutti indagati per gestione illecita dei rifiuti. Proprio una ditta padovana che si occupa di verniciature industriali aveva dato incarico ai Rom di disfarsi di quei sacchi. I militari hanno documentato numerosi altri episodi analoghi. Un plauso all'operazione è arrivato dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha ricordato come i danni che possono provocare i rifiuti non gestiti correttamente si scarichino sulla collettività. Non possiamo abbassare la guardia su questo fronte, ha concluso, che tra l'altro si può prestare a infiltrazioni da parte della malavita organizzata. Lasciamo per un istante la cronaca, ma solo per un istante, per parlare della Pedemontana Veneta. Il documento di economia e finanza dà l'ultimo semaforo verde, insomma toglie l'ultimo pericolo di un eventuale intoppo per la Pedemontana, perché la Pedemontana non sarà sottoposta invece come altre grandi opere all'analisi costi e benefici, così come era stato paventato invece mesi fa dal ministro Toninelli. Nessun approfondimento, la Pedemontana procede così com'è, dunque la soddisfazione del governatore Zaia, che si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Pedemontana esclusa nel DEF, il documento di economia e finanza, dall'analisi costi-benefici. La superstrada in costruzione, 94 km che collegheranno Treviso a Vicenza, incassa di fatto il via libera del governo, senza dunque che nessuno sollevi obiezioni sull'infrastruttura. Nel documento redatto dall'esecutivo la nuova arteria viene esclusa da ulteriori verifiche e approfondimenti. Basta dunque tentennamenti, l'opera va avanti come stabilito, sebbene a livello regionale il Movimento 5 Stelle abbia a più riprese ribadito la propria contrarietà all'intervento e promesso battaglia in tutte le sedi, compresa Roma, dove il consigliere pentastellato Jacopo Berti si era impegnato a portare all'attenzione del governo quello che giudica uno scempio ambientale. Nulla di tutto questo e il contenuto del DEF lo conferma. È un importante tassello, però è bene chiarire che non abbiamo nulla da nascondere. Voglio ricordare che ho realizzato questa infrastruttura che era di fatto un'opera incagliata, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, vale 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo, 14 caselli e 36 comuni. Un'opera strategica, l'abbiamo riesumata, l'abbiamo salvata dall'incaglio e proprio per questo abbiamo coinvolto fin da subito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Avvocatura dello Stato e la Corte dei Conti. Altre opere come il Terzo Valico, la Torino-Lione o la stessa Pedemontana Lombarda finiranno sotto la lente di ingrandimento dell'esecutivo, che evidentemente ritiene invece sufficienti i monitoraggi in corso da parte della Regione Veneto sulla Pedemontana. È come un palazzo di cristallo trasparente, chi vuole vedere i conti sono a disposizione, anzi sono online, nel senso che tutte le informazioni sono a video, però ben venga questa presa di posizione nel DEF che quantomeno toglie ancora queste ombre di dubbio che qualcuno continua ad avere. Opera miliardaria su cui si sono concentrate anche forti critiche e insinuazioni. Zaia, come da suo stile, non si scompone. Se qualcuno ha qualcosa da segnalare, invece di fare polemiche, va in procura e fa una denuncia. Almeno avremo capito se quella denuncia è fondata e allora ci saranno dei condannati. Se è infondata ci sarà qualcuno che dovrà rispondere di calunnia. Torniamo alla cronaca, come dicevamo, per parlare di sicurezza. Ladri in giardino, ladri sotto casa in azione, ma non hanno fatto i conti la scorsa notte con un residente, con un padrone di casa decisamente intraprendente. Ecco la fotogallery che immortala i due ladri mentre con agilità felina scavalcano la recinzione dell'abitazione dopo essere stati scoperti dai proprietari. Siamo in via Alzaia a Treviso. È da poco passata la mezzanotte quando il padrone di casa sente dei rumori metallici provenienti dalla porta d'ingresso. Dallo spioncino vede due persone con il volto coperto da cappucci che stanno tentando di forzare il portoncino. Così, mentre la moglie telefona al 113 e racconta in diretta quanto sta accadendo, il marito dalla finestra li immortala con la fotocamera del cellulare, mentre vistisi scoperti i due cercano di scappare. Immediato l'intervento di una pattuglia delle volanti. E noi siamo arrivati dopo pochi istanti mentre loro stavano scavalcando proprio il cancello del giardino del privato. I due, un trevigiano di 25 anni ed un bengalese di 18, sono stati arrestati. Lo straniero è stato anche segnalato per il possesso di 2 grammi di marijuana. Sempre nella notte, nello stesso quartiere, sono stati segnalati anche altri 2 tentativi
tentativi di furto, non si sa se messi a segno dalle stesse persone. Il potenziamento dei controlli disposto dal questore di Treviso per contrastare i furti in abitazione sta dando i frutti auspicati. Sono già 7 le persone arrestate dalla polizia da sabato ad oggi per reati di tipo predatorio. Fondamentale la collaborazione dei cittadini nell'effettuare segnalazioni tempestive. Questo è un aspetto ovviamente fondamentale, soprattutto con questa tipologia di reati. Più le segnalazioni sono tempestive, più sono qualificate, più ovviamente gli operatori della sala operativa 113 riescono immediatamente a trasferire alle volanti sul territorio tutto ciò che è necessario per riuscire a operare tempestivamente e, come nelle ultime settimane, riuscire a mettere a segno una serie di operazioni importanti contro questa tipologia di reati. Niente foto invece purtroppo e ladri in fuga con il bottino a Montebelluna in una scuola. Ladri nella notte alla scuola media Giovanni XXIII di Montebelluna. I ladri sono entrati dalla porta della palestra ed hanno rubato 13 computer portatili che venivano utilizzati dalle insegnanti come supporto didattico per il registro elettronico e per i collegamenti con le lavagne luminose. I computer erano stati acquistati l'anno scorso grazie al contributo del comune di Montebelluna. Gesto vergognoso, commenta il sindaco Marzio Favero, non solo per l'atto in sé ma anche perché pregiudica l'attività didattica degli studenti. Sul furto indagano i carabinieri e i militari dell'Arma hanno identificato e denunciato per furto 3 giovani, un italiano e 2 stranieri, accusati di aver messo a segno a Mogliano 3 colpi in 2 studi professionali e presso il negozio Pittarello tra il 13 ed il 14 settembre scorsi. Fondamentale per risalire all'identificazione dei 3 le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora la cronaca, la tragedia avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Vittorio Veneto in via Mascagli, dove Ugo Negro, 72enne pensionato di Vittorio, ha perso la vita, stroncato da un malore durante la raccolta delle olive. Stava salendo sui pioli di una scala appoggiata a un albero di olive per raccoglierle. Improvvisamente un malore, probabilmente un infarto, lo ha fatto cadere a terra. Dicevamo, successo nella tarda mattinata di oggi, purtroppo inutile ogni tentativo di rianimazione da parte degli infermieri del SUEN 118, subito intervenuti per soccorrerlo. Ancora la cronaca invece con le immagini che hanno fatto paura a chi passava in quel momento in zona di un incendio in un magazzino adiacente all'abitazione avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 12:40 in via Castellana, sempre a Castelfranco. L'abitazione fortunatamente non abitata e c'è stato ovviamente l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco per lo spegnimento e la messa in sicurezza dei luoghi. Dicevamo, l'abitazione vicina non abitata, è andato a fuoco ovviamente il magazzino. Si sta cercando ovviamente di trovare una traccia delle cause per accertare eventuali responsabilità. Lasciamo adesso la cronaca e parliamo dei soldi, i risarcimenti in arrivo sospirati per i risparmiatori traditi da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, ma è scontro sui criteri di suddivisione dei primi fondi. Allora il Codacons lancia una proposta. Ogni giorno che passa è un giorno drammatico, non è un giorno di ritardo, è un giorno drammatico che si aggiunge già a una tragedia. Si aggrava di giorno in giorno la situazione dei truffati dal crack delle 2 banche venete che il governo si è impegnato a risarcire. Il DEF ha confermato che l'apposito fondo sarà finanziato nel bilancio 2019, ma dal Codacons chiedono all'esecutivo di modificare i criteri per l'erogazione di queste prime risorse. Attualmente è previsto un ristoro pari al 30% della cifra persa da ciascun risparmiatore, con un massimale di 100.000 euro. Una decisione apparentemente equa, ma che sostengono dall'Associazione dei consumatori non tiene conto della situazione sociale di chi ha perso ogni suo avere. Gli importi minori, questa è la diagnosi che facciamo noi, sono i più socialmente gravi, cioè chi ha un investimento alto in genere col 30% può anche avere più pazienza ad aspettare, ma chi ha importi minori non ce la fa. Il Codacons propone dunque al governo una diversa soluzione che, impegnando lo stesso ammontare di risorse, consentirebbe di recuperare completamente il proprio denaro a circa il 50% dei risparmiatori, mentre gli altri avrebbero comunque risorse sufficienti per poter attendere una nuova tranche di risarcimenti. Si proceda a dare a tutti, fino a una soglia, una franchigia di 40.000 euro, tutto. Per cui chi ha 26, 27, 28, 39.000, 40.000 euro incamera completamente il suo contenzioso con la banca.
mentre gli altri, secondo il piano di rientro previsto dai fondi dormienti e integrato da ulteriori risorse se necessarie, hanno la possibilità di aspettare 1, 2 anni, 3 anni. In questo modo, spiegano i consumatori, si porrebbe rimedio alle emergenze sociali causate dal fallimento delle due banche, senza pesare troppo sulle tasche di chi ha perso somme maggiori. Ricordo che chi aspetta non riceve la somma ferma, ma la riceve rivalutata degli interessi legali e seduti e del tasso di inflazione, quindi è un'attesa non dolorosa. Adesso parliamo di politica. Le elezioni provinciali del prossimo 31 ottobre sono 2 le liste depositate oggi per i candidati alla carica di consigliere provinciale, la lista di Lega e Centrodestra ed è chiamata Marcon Presidenti e la lista amministratori di Marca che fa riferimento al centro-sinistra. Domani alle 11.30 si svolgerà il sorteggio per determinare l'ordine di pubblicazione delle liste. Mercoledì 31 ottobre le operazioni di voto che, essendo, come sapete, elezioni di secondo livello, non riguarderanno i cittadini ma soltanto gli amministratori in carica e si svolgeranno come votazioni dalle 8 alle 23, mercoledì 31 ottobre. Ancora la politica, ma parliamo del Consiglio Comunale di Treviso. C'è un appello lanciato da un ginecologo che lavora all'ospedale di Oderzo, il medico trevigiano Carlo Antonello, che è anche esponente del Popolo della Famiglia, che è tornato a parlare di mozione anti-aborto. Come sapete, il dibattito che si è acceso dopo la mozione passata in Consiglio Comunale a Verona è diventato anche un caso nazionale. Ebbene, una mozione anti-aborto la chiede anche il medico Carlo Antonello, il ginecologo, alla sindaco Conte, a proporla dunque per il comune di Treviso, in una lettera aperta proprio al sindaco di Treviso in cui dice, tra le altre cose, non si faccia bloccare dalle sirene che corrono sui giornali e televisioni per difendere un diritto, ma dia luogo a una seria e serena discussione, iniziando appunto anche per il nostro amato comune, dice Antonello, un percorso di aiuto e sostegno alla vita. Dunque la richiesta di un consiglio comunale in cui si parli di mozione anti-aborto. Vedremo cosa risponderà il sindaco di Treviso. A proposito di consiglio comunale, ieri consiglio comunale molto importante per la discussione del documento di programmazione per i prossimi 3 anni e non sono mancate le scintille. Sociale, ambiente, cultura, ai 300 l'accesa discussione sul documento unico di programmazione della nuova amministrazione che le minoranze hanno bocciato. Partito Democratico all'attacco sulla riduzione degli stanziamenti per il sociale, 2,5 milioni di euro in 3 anni, con punti di domanda sul futuro del dormitorio di via Pasubio che sabato ospiterà la notte dei senza dimora e sul lavoro degli operatori di strada. Non è l'unico aspetto che ha spinto il PD a dare l'insufficienza al programma 2019-2021. È un libro dei sogni di Mario Conte che non ci convince per niente, soprattutto sulle questioni del sociale, una pagina bianca al quale non danno alcuna risposta. Il sociale è importante, è una cosa molto importante in questo momento, e neanche ovviamente sulla cultura. Staremo a vedere se effettivamente la cultura cambierà a Treviso. In ogni caso, ripeto, anche sulle questioni ambientali hanno sempre le solite scelte, cioè si tolgono l'euro 3, si tolgono l'euro 2, sono gravi problemi per le famiglie trevigiane che di sicuramente non possono cambiare auto, per cui ci aspettavamo qualcosa di diverso per risolvere le questioni ambientali e non certo togliere le macchine ai trevigiani. Le repliche la Giunta le ha affidate al capogruppo del Carroccio. Questo è il nostro focus, la famiglia che poi si declina in tutte le sue necessità. Le prime sono quelle sociali, quindi della casa, di vivere in un ambiente sicuro, quindi la sicurezza, di vivere in un ambiente anche sano e quindi l'ambiente. E sulla cultura arriva la novità del bando per la selezione di una nuova figura, il direttore dei musei cittadini. Prende corpo così un'idea lanciata da Mario Conte già in campagna elettorale. Noi crediamo molto in questa figura, era anche una volontà dell'amministrazione precedente che non era riuscita però a portare in porto, noi ci siamo riusciti e siamo felici di spendere delle risorse per una persona che abbia delle competenze specifiche nel rilancio culturale dei nostri musei. Adesso la pubblicità. Migliore. Eccoci in studio in diretta, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è diventata una polemica da giorni ormai, l'acqua griffata da Chiara Ferragni, che è una blogger nonché moglie del cantante rap Fedez, l'acqua a 8 euro, ebbene da Codogné arriva una controproposta polemica.
Acqua del sindaco contro acqua della Ferragni. Domenica, alla festa della Mela Cotogna di Codognè, il primo cittadino leghista, Roberto Bett, invita il pubblico a prelevare gratuitamente acqua potabile, pura e fresca, da un distributore automatico allacciato alla rete della Piave Servizi, ricordando che con gli 8 euro del costo della bottiglia firmata dalla blogger e influencer per conto di un noto marchio francese si possono spillare dalle casette collocate nel territorio comunale 400 litri di acqua a chilometro zero e sottoposta a continui controlli. Sono venuto a conoscenza di questa bottiglietta d'acqua firmata da Chiara Ferragni e la riflessione è stata che a 8 euro nelle nostre casette dell'acqua si possono portare a casa ben 400 litri di buonissima acqua potabile e controllatissima. Quindi abbiamo ritenuto, così, vista che domenica c'è la festa della Mela Cotogna, avremo migliaia di persone presenti a Codognè, di offrire questo servizio e far riflettere la gente sull'importanza dell'acqua e sulla qualità delle nostre acque. Bett vuole così richiamare l'attenzione sulle speculazioni commerciali che coinvolgono un bene primario come l'acqua. Non è dunque la moglie di Fedez il suo bersaglio, anzi. E quindi in occasione della festa della Mela Cotogna invito Chiara Ferragni, il marito Fedez e tutta la sua famiglia a venire a Codognè a degustare la nostra acqua dell'acquedotto, che è purissima e buonissima. Non si beveva solo acqua evidentemente allo storico bar da Stefano a Castelfranco, nato 103 anni fa e oggi l'ultimo giorno di lavoro per il titolare. Deciso. Basta. Si chiude dopo quanti anni? Dopo 103 anni. È triste Stefano Fabrin, il cancello si chiude definitivamente e così anche le serrande del suo locale. Il bar da Stefano, dopo 103 anni di attività, cessa di essere il punto di riferimento per operai e studenti. Prima che era mia nonna, nel 1915 che era mia nonna, dopo ha preso mia mamma. Una scelta difficile ma senza rimpianti. Per Stefano e la sua compagna Maria era giunta l'ora di andare in pensione. Certo che è un po' triste, però non si vuole lavorare sempre, si vuole un po' riposo perché vita è corta. Nel giardino prima affollato di clienti rimangono solo i gattini a crogiolarsi al sole. Qui dal 1915 sono passate intere generazioni di operai e studenti. Si è fatto un po' di storia perché qua ha cominciato la Fervet, ha cominciato la Simmer, tutto, gente che veniva da fuori a lavorare, venivano qua. Prima di andare a lavorare, quando non c'erano le mense, portavano le pignatee e allora mia madre alle 11:30 prendeva tutte queste pignatee, guardava questa è da scaldare, questa no, questa è da scaldare e dopo le metteva sulle tavole e loro venivano fuori a mezzogiorno, avevano il suo posto, mangiavano col suo quartino di vino. Qui era frequentato il bar anche da molti studenti? Tantissimi studenti, specialmente quelli che bruciavano. Nessuno mi sostituirà, ci ha detto Stefano. Dopo 3 generazioni non ci sono eredi e l'ipotesi di una nuova gestione non è fattibile. Perché non ho nessuno, non ho figli di dietro che mi danno una mano e quindi sono solo, chiudo, non voglio affittare perché abito qua, voglio stare tranquillo. Per non dimenticare questa bella avventura durata 103 anni è stato realizzato un cortometraggio, Colazione da Stefano, realizzato da Andrea Matteo Bellini e Luca Sella. Immagini e interviste di avventori in un luogo di aggregazione unico e indimenticabile per tanti castellani che ancora non riescono a capacitarsi della chiusura del loro bar preferito. O Sara o Fede? Sara, dove andiamo? Dove andiamo? C'è un esercito di appassionati ma anche di campioni, è quello delle bocce che in Veneto ormai attende l'inizio del campionato di Serie A nel weekend. È bravo giocatore di bocce, deve avere qualità atletiche, fisiche e soprattutto anche di concentrazione mentali. Toglietevi dalla testa le immagini tradizionali di un gioco di bocce solo per pensionati e affini. Qui si fa sul serio e il Veneto è uno dei grandi protagonisti di un mondo sportivo ricco di talenti, gare e sfide sul filo della tecnica e della potenza. Sabato al via il campionato di Serie A1 per la Federazione Italiana Bocce, che nella nostra regione conta un esercito di atleti appassionati. Abbiamo 6.500 tesserati, soci e agonistici, abbiamo una buona attività giovanile, femminile e poi facciamo tantissime manifestazioni durante l'anno. Giocatori che vanno anche a rappresentare la nostra nazionale e quindi siamo molto orgogliosi del lavoro che stanno facendo i nostri tecnici e le nostre società. Gara al via dunque per entrambe le specialità della disciplina, la classica raffa e le bocce al volo.
e il Veneto può contare su squadre di altissimo livello. Per la prima specialità, le punte di diamante come il Monastier, già campione del mondo di categoria, e il Villafranca di Verona. Per la seconda specialità, il 90 di Piave e la Pontese di Ponte di Piave. Nel suo palmarès anche il titolo europeo. Uomini e donne, uno sport senza barriere e che negli anni ha vissuto una grande trasformazione. Sulla Raffa è cambiato che abbiamo messo i campi sintetici, quindi abbiamo i campi veramente all'altezza della situazione, quindi non sono più i campi che avevano una volta quando si giocava così, per dire con l'ombra, ma adesso sono campi tecnicamente importanti. E poi abbiamo una specialità di volo che sui giochi più tradizionali, soprattutto staffetta veloce, fanno la differenza. E poi l'età, ci sono grandi talenti anche under 18, i giovani non mancano, anche se dice il presidente si potrebbe fare di più. In ogni caso le bocce come sport solo per maturi e anziani è un mito da sfatare. Sfatiamo questo mito, ma non lasciamo perdere il sociale, perché noi siamo molto attenti anche al sociale, quindi abbiamo uno sport chiamato così per tutti, quindi tutti i nostri anziani, tutti i nostri giocatori possono giocare tranquillamente a bocce con la partita tradizionale. È una serata completa quella che vi attende voi telespettatori di Antena 3 proprio sulla nostra emittente, perché fra pochissimo su 20:10 c'è il sorriso dei Papu, che sono ospiti proprio speciali di 20:10, Ramiro Besa e Andrea Appi, per parlare di tutte le novità della loro attività, tra ironia ovviamente e divertimento, e poi c'è la riflessione, perché a grande richiesta da parte di voi telespettatori di Antena 3, stasera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale dedicato al Vajont, la nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. La giornata di venerdì 12 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, tuttavia il cielo si presenterà più nuvoloso nelle prime ore del giorno, poi ampio soleggiamento su tutte le province, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube sparsa, non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole, sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi quasi su tutti i settori, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori settentrionali della nostra regione, ma migliorerà molto presto. Temperature minime tra 14 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Per ora, dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.